circa 1000 ragazzi oggi, 1000 ragazzi e ragazze in questa splendida piazza. Una cerimonia di laurea un po' particolare oggi e l'avete visto fin dall'inizio di questo evento con la presentazione della Commissione, perché è una cerimonia dedicata a quello che è il tema conduttore del nostro anno accademico, cioè il talento delle donne, ed è per questo che oggi la Commissione è fatta solo da docenti donne, perché quest'anno abbiamo cercato di mettere in rilievo attraverso tante iniziative. Abbiamo cominciato a novembre con un convegno, abbiamo finito 2 settimane fa con una notte dell'arte in cui c'erano più di 200 eventi dedicati alle donne. Sono molto grato e che vi presenterò più tardi, e a partire dagli studenti che verranno premiati, perché daremo il premio al miglior studente italiano e al miglior studente straniero di questa sessione, e saranno ancora 2 ragazze. Questo è un continuum, perché statisticamente i risultati delle ragazze negli ultimi anni sono sempre stati superiori in media a quelli dei maschi. Ringrazio quindi tutti voi che siete qui oggi presenti, ringrazio le famiglie, soprattutto tante famiglie che sono qui, tante famiglie che vedono magari l'università per la prima volta e la vedono attraverso questa piazza, la piazza più bella del mondo, in cui abbiamo